Buongiorno e ben ritrovati amici di Calcio Napoli 24 TV al consueto primo appuntamento di giornata. In rassegna stampa con voi Giuseppe Sforia per scoprire quelle che sono le notizie di giornata. Oggi mercoledì 2 novembre, il giorno dopo la partita del Napoli con Liverpool in Champions League. A guidarci con noi c'è in cabina di regia il nostro Biagio Barone, che ringrazio e mi farà compagnia in questa rassegna stampa. Mercoledì di Champions, perché oggi scenderanno in campo le altre italiane, Juventus e Milan, che si giocano anche loro una fetta importante di stagione, il Milan per accedere agli ottavi di finale, la Juventus per restare in Europa perché potrà qualificarsi soltanto in Europa League la squadra di Spalletti, la squadra di Allegri, scusate, mentre la squadra di Spalletti è uscita sconfitta per la prima volta in Champions quest'anno ad Anfield ieri per 2-0, ma una sconfitta che non fa male. Infatti il Napoli, già sicuro degli ottavi di finale, è andato a giocare una partita molto importante contro il Liverpool a viso aperto, una partita molto maschia, soprattutto per come l'ha impostata il Liverpool fin da subito. Ricordiamo i 18 falli commessi dalla squadra di Klopp contro i soltanto 10 della squadra di Spalletti. Una partita dove il Liverpool doveva rimontare per provare a segnare più gol possibile per ottenere il primo posto, cosa che non è successa perché il Napoli è stato molto attento in fase difensiva, ha creato pericoli anche in fase offensiva, la partita è stata molto equilibrata, infatti il 2-0 è un risultato amaro per il Napoli, come hanno anche espresso i calciatori e lo stesso Luciano Spalletti al termine della partita, ricordiamo grazie al nostro Manuel Guardasole ed Emanuele Bernardo che erano lì a Liverpool. Una partita dove il Napoli si è quindi assicurato il primo posto, un primo posto in Champions molto importante perché sarà testa di serie nei sorteggi che ci saranno lunedì prossimo 7 novembre alle ore 12 a Nyon, dove le altre teste di serie sono il Manchester City, al momento il Porto, il Bayern Monaco, il Chelsea, il Tottenham e tra le seconde classificate del momento, le altre si decideranno in giornata, ci sono l'Eintracht Francoforte, il Club Bruges e il Borussia Dortmund, gli unici tre avversari che potrà incontrare il Napoli, oltre alle altre squadre che verranno svelate proprio appunto in giornata. Per scoprirlo potete restare collegati su calcionapoli24.it per tutte le notizie dell'ultima ora e invece qui potete seguirci come sempre sul nostro canale 79 del Digitale Terrestre o la pagina ufficiale di YouTube. Vi ricordo di iscrivervi sempre al canale, visto che i nostri ragazzi social ci tengono tantissimo, e vi chiedo anche di mettere un like in anticipo al video e vi ringrazio. Possiamo andare a iniziare questa rassegna stampa con il nostro viaggio. Se mi dà l'ok, possiamo partire dalla Gazzetta dello Sport, la prima pagina di Gazzetta, eccola qui, grazie Biagio, che si concentra sul Milan che scenderà in campo come avevamo detto appunto oggi. Milan serve un ruggito. Col Salisburgo ai rossoneri basta un pari per andare agli ottavi dopo 9 anni. Ecco perché è una missione da non fallire per la squadra di Pioli. Sul taglio in alto, invece, si concentra sulle partite di ieri, appunto del Napoli, che cade al Liverpool dopo 13 vittorie consecutive, ma resta lo stesso al primo posto. Partita giocata alla pari e persa soltanto nel finale. Le big però sono evitate, come avevamo detto appunto il Napoli, testa di serie agli ottavi, nei sorteggi potrà incontrare le seconde. Poi c'è l'Inter che cade a Monaco, ma si risparmia per la Juve, perché oltre a Napoli, ad Atalanta-Napoli, questo fine settimana ci saranno altre partite molto impegnative e divertenti come il derby Roma-Lazio e appunto Juventus-Inter. C'è spazio anche per la Juventus, appunto, Allegri c'è Messi per te, cerca l'altra Europa, Juve che può soltanto provare ad arrivare in Europa League. Passiamo poi al Corriere dello Sport, che regala una buona prima pagina a Napoli per la sfida di ieri, Champions League, sconfitta in dolori per le nostre già qualificate. Napoli tra le stelle, cade a Liverpool 2-0, ma chiude lo stesso al primo posto. Agli ottavi sarà appunto testa di serie, come abbiamo detto poc'anzi. Troppo Bayern invece per l'Inter, anche l'Inter di Inzaghi è uscita sconfitta 2-0.
Ottima prova degli azzurri, il VAR nega lo 0-1 Ostiat per un fuorigioco millimetrico, decidono le reti di Salah e Nunez, lunedì il sorteggio a Nyon, anche questo come avevamo già detto. Possiamo poi passare a quella che è la prima pagina di Tutto Sport. Ecco che arriva la prima pagina di Tutto Sport, grazie a Biagio, eccola qui. Allegri, le scuse, la rabbia, l'orgoglio. Stasera col PSG la Juve gioca per l'onore e per restare nelle coppe. Spazio anche nel taglio in basso per il Napoli, per l'Inter, per il Milan. Salah spezza la magia perché il Napoli veniva appunto da 13 vittorie consecutive. Il Napoli però resta lo stesso al primo posto. Inter, turnover KO, ora Juve e poi Skriniar, uno dei rinnovi tanto attesi in casa Inter. Milan invece basta un punto, esodo da Salisburgo, perché saranno in circa 4.000 i tifosi austriaci che andranno ad assistere a questa importantissima partita di San Siro. Infine c'è la prima pagina del Mattino che regala spazio allo sport e al Napoli, così non fa male. Azzurri battuti dal Liverpool 2-0, ma restano lo stesso al primo posto. Primo posto molto importante, infatti, per la squadra di Luciano Spalletti. Come abbiamo detto, una partita molto combattuta sin dai primi minuti. Ci sono stati molti falli dalla squadra di Klopp, il Liverpool, che sembrava, ci si aspettava almeno che potesse entrare in campo per rimontare la partita, per fare tanti gol. Non è stato così, non è stato così da una parte perché il Liverpool non si è buttato in avanti come è accaduto nella gara d'andata dove sono arrivati 4 gol decisivi poi per il primo posto finale di questo Napoli, dall'altra anche perché c'è un Napoli molto forte, molto ben messo in campo e consapevole delle proprie forze. Uno dei duelli che possiamo vedere nella prima pagina che troviamo sul sito calcionapoli24.it grazie a Biagio, uno dei duelli principali del match di ieri è stato quello tra Osimhen e De Vrij. E se andiamo a vedere, infatti, ecco, grazie Biagio sempre, c'è un retroscena che racconta Repubblica da che è nato, diciamo, dopo questo duello molto fisico tra Van Dijk, scusate, e Osimhen, scintille nel finale di primo tempo per il duello molto fisico tra i due. Beccato poi l'attaccante del Napoli con qualche brutto ululato dalla storica Kop, la curva del Liverpool. Il bomber nigeriano però non si è comunque innervosito e ha aiutato i suoi compagni ad arrivare senza danni fino all'intervallo. Un episodio spiacevole, che non si vede, diciamo, con molta frequenza nel calcio inglese, però Repubblica ha voluto sottolineare quanto accaduto appunto da questo spiacevole episodio, ma Victor Osimhen questa volta è stato glaciale e ha fatto comunque anche la sua importante partita. Non è dello stesso avviso però il Mattino, perché se vediamo l'altra notizia che analizza appunto il quotidiano di giornata, Osimhen sembra vivere per conto suo, poche fiammate e solo un'occasione. Si è sacrificato molto per la squadra, è vero, in attacco non è stato il solito Napoli, ma dall'altra parte c'era il Liverpool, si giocava ad Anfield, era una partita di Champions League ed è anche giusto così. Le fiammate sono poche. Osimhen che sembra vivere per conto suo come quelli dell'isola deserta, in compagnia solo il suo Van Dijk il suo venerdì. Ha un'occasione al 49esimo, così il Mattino racconta la partita di Osimhen che è stato in campo per quasi tutta la partita, sostituito poi nei minuti quasi finali, mentre sempre il Mattino, nella prossima notizia, fa l'analisi della gara di Champions League e titola con "Ma chi ce lo fa fare?". Una partita senza agonismo e non da ritmo da Champions League, secondo il giornale. Lucianone ha edificato una squadra da battaglia, in campo gonfia il petto, ma ad Anfield non è facile e non c'è nulla di male mostrare il proprio
strapotere fisico. Nessun passo indietro, sia chiaro. Napoli e Liverpool giocano sapendo di essere già qualificate e qualcosa questo può significare. Non c'è bisogno del sacro fuoco, non c'è bisogno di correre rischi, dice il mattino. Il ritmo sembra non proprio quello di una notte da Champions, appunto, come titolava, pure l'agonismo è sui livelli di chi, ma chi ce lo fa fare? Perché sono tante le partite giocate fino a questo momento della stagione, appunto le squadre erano già qualificate, una rimonta del Liverpool per provare a ottenere il primo posto era davvero difficile, magari la squadra di Klopp ha provato e aveva intenzione di giocarla su qualche episodio già dal primo tempo che però si è chiuso soltanto sullo 0-0 e quindi diciamo non c'è stato poi quel continuare ad attaccare, ad insistere per sprecare energie, dato che da una parte il Napoli si sta giocando lo scudetto in Serie A, dall'altra il Liverpool vive una stagione molto complicata che ha circa 16 punti dal primo posto e tante sconfitte già accumulate in Premier League. L'altra notizia invece è quella della Gazzetta dello Sport che elogia il Napoli, ha imposto la sua manovra in una delle cattedrali del calcio europeo, dice. Andiamo a leggere la notizia, infatti. Non ha inciso invece sulla prestazione complessiva. Per lunghi tratti il Napoli è stato padrone del gioco e del campo ed è mancato solo un po' di precisione dalla tre quarti in avanti. Però il Napoli ha imposto la sua manovra in una delle cattedrali del calcio europeo e proprio l'atteggiamento mostrato fin dal fischio d'inizio è la migliore conferma della potenzialità di questo gruppo. Un gruppo che Spalletti ha sicuramente formato in maniera inaspettata, visto i tanti cambi che ci sono stati in estate, nonostante sono andati via giocatori importantissimi che hanno fatto la storia del Napoli, sono arrivati dei calciatori nuovi, dei calciatori che si sono messi subito in mostra con tanta voglia, con impegno e che stanno regalando spettacolo e vittorie ai tifosi del Napoli e alla società che è felice del lavoro fatto. C'è anche spazio per la Moviola, se passiamo alla prossima notizia, la Moviola di Liverpool-Napoli, che è stata comunque impegnativa, visto che da un lato c'è stato il fuorigioco di Ostigard millimetrico, infatti dalla Moviola possiamo leggere appunto giusto annullare il gol di Ostigard e convalidare invece quello a tempo ormai scaduto di Nunez, dopo due check molto lunghi al VAR, perché da un lato c'era il fuorigioco appunto millimetrico di Ostigard che aveva portato in vantaggio il Napoli ancora una volta, dall'altra invece Nunez salvato dal piede di Zielinski che lo teneva in gioco proprio per questione anche qui di centimetri. Ostigard che a fine partita si è poi rammaricato sicuramente per il gol che gli è stato annullato, sarebbe stata una giornata ancora più storica per lui, quella di Anfield, ma soprattutto della sconfitta. Nonostante il Napoli è passato al primo posto e il girone, appunto girone difficilissimo perché c'era il Liverpool favorito, a fine partita ai microfoni UEFA, se possiamo passare anche stessa notizia, grazie mille Biagio, vediamo le parole di Ostigard che ha commentato così: siamo molto delusi, pensavamo di essere bene in partita, soprattutto nel secondo tempo. Perdere alla fine è difficile da accettare, siamo venuti ad Anfield per vincere. Questo mette in chiaro delle cose, appunto come che i giocatori del Napoli hanno una mentalità vincente, credono molto nelle loro potenzialità e credono molto nella stagione che stanno vivendo, sia in Champions League che in campionato, non hanno paura di nessuno, non temono nessuno, sicuramente rispettano grandi squadre, tutte le avversarie come il Liverpool e come anche tutte le altre piccole, per come il Napoli sta affrontando anche gare meno importanti sulla carta. La prossima partita invece sarà con l'Atalanta in Serie A, una partita dove il Napoli può allungare ancora di più sulle inseguitrici. Ricordiamo che al momento la squadra di Spalletti si trova appunto con 5 punti di vantaggio sull'Atalanta di Gasperini e 6 sul Milan. Poi tutto il resto ci sono dietro Roma, Lazio, Inter, Juventus a 8-9 punti e via dicendo. La rassegna stampa è finita qua.
io non posso che ringraziare Biagio in cabina di regia, Biagio Barone, il nostro regista, e darvi appuntamento a quello che sono le prossime, diciamo, i prossimi appuntamenti su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre. Restare sempre sintonizzati sulla nostra pagina di YouTube, perché già nella giornata di oggi, questa sera, scopriremo quelle che sono le prossime avversarie del Napoli in vista dei sorteggi degli ottavi di lunedì prossimo. Grazie ancora a tutti voi tifosi che ci seguite in tantissimi, una buona giornata a voi e ancora una volta grazie a Biagio Barone. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.